l'istruttoria finalizzata al perfezionamento del progetto definitivo dello sliding center e l'appalto e quindi l'inizio dei lavori è previsto ad oggi a giugno 2023. Salvo imprevisti, le operazioni di strip out, cioè di demolizione della vecchia pista da bob Eugenio Monti a Cortina, si concluderanno entro l'anno. A giugno il via alle opere di costruzione del nuovissimo sliding center, l'impianto che ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche di bob, skeleton e slittino, che avrà una capacità di 5.500 posti e che costerà 80 milioni. La priorità è assoluta, l'hanno ribadito ieri sera nella sala consiliare di Cortina il commissario per le opere olimpiche Sant'Andrea e il viceministro Morelli. Senza la pista di bob non ci sarebbero le Olimpiadi. Senza la pista di bob non ci sarebbe la variante di Longarone, senza la pista di bob non ci sarebbe la variante di Cortina, senza la pista di bob non ci sarebbe questa grandissima vetrina dell'Italia nel mondo. Moderato dal direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, l'incontro pubblico ha fatto chiarezza sul percorso svolto sin dal giorno dell'assegnazione delle Olimpiadi nel 2019, che sono e saranno una grande opportunità per tutto il territorio per rafforzare l'accessibilità e la qualità della vita della montagna bellunese. Le Olimpiadi possono essere una buona occasione come lotta allo spopolamento, che è un grande problema che attanaglia la montagna in generale, e Cortina, a differenza di altri territori, ha questa grande opportunità. 2 miliardi sul piatto per le infrastrutture che saranno realizzate fra Lombardia e Veneto. Opere storiche per la provincia di Belluno sono le varianti di Longarone e Cortina, che però, oramai inutile sperare, non potranno essere pronte per l'appuntamento olimpico. Al di là delle Olimpiadi vere e proprie, e serviranno anche per le Olimpiadi, ma lasceranno un grande segno per questa parte della montagna, per l'accessibilità a questa parte della montagna che mai credo avremmo potuto aspirare ad avere. Il tempo è nemico, ma noi contiamo di poter raggiungere l'obiettivo entro il 2026, e per quanto riguarda quelle infrastrutture così impegnative che non riusciranno a raggiungere l'obiettivo, comunque quelle saranno una grande eredità per questi territori. Territori fragili, troppo fragili per un evento di tale portata per alcuni manifestanti che ieri sera hanno protestato in Corso Italia. Le criticità ci sono in tutto, però se le spieghiamo e facciamo comunque capire quello che è il futuro e quello che sarà poi il guadagno, comunque diciamo la rivalutazione di Cortina, la gente lo capisce e quindi riusciremo a fare quello che dobbiamo fare. Sicuramente non tutti sono contenti, ma noi diciamo sempre che fa molto più rumore un albero che cade che non una foresta che cresce.